garantito. Telespettatori, ben ritrovati. La famiglia al completo che è nostra ospite questa sera è una di quelle che ha combattuto con coraggio le sfide che la vita ha messo di fronte. Al loro piccolo, al loro bambino a pochi mesi di vita è stata diagnosticata una malattia che capita a una persona su 8 milioni. In tutto il mondo, pensate un po', ci sono solo 103 casi. Questo bambino, una volta diventato adulto, ha detto: non mi sono mai chiesto perché questa malattia sia capitata proprio a me, ma sono credente e ritengo che questo fosse il progetto che Dio ha voluto per me. Ebbene, questo coraggioso e determinato ora ragazzo è Sammy Basso, che è qui con noi questa sera assieme alla mamma Laura e al papà Amerigo. Salutiamo Sammy, grazie di essere qui con noi, e salutiamo anche la mamma Laura e il papà Amerigo Basso. Sammy è affetto da una malattia genetica, la sindrome di Hutchinson-Gilford. Laura, ho detto bene? Perfetto. O meglio conosciuta come progeria, una rara malattia che causa l'invecchiamento precoce delle cellule. Sammy, anzi, mi correggo e ti chiedo scusa. Il tuo aspetto e la tua salute, una volta hai detto, saranno quelli di una persona anziana, ma la tua voglia di vivere e il tuo modo di essere, e consentimi, lo stai proprio dimostrando perché mi sono informata bene, sono quelli di un qualsiasi ragazzo, di un vispo ragazzo della tua età. Mi confermi? Sì. Sono una persona come le altre, nel senso 18 anni, non ho né di più né di meno. La progeria è conosciuta come invecchiamento precoce perché dà certi problemi che hanno le persone anziane, però insomma ho 18 anni e tu te la spassi alla grande. Esatto. Sammy, tu abiti con la famiglia in Veneto, in provincia di Vicenza, a Tezze sul Brenta. Sei molto conosciuto, ho visto su internet, ci sono tante di quelle pagine su Sammy Basso e hai partecipato anche a molte trasmissioni dimostrando sempre molto coraggio. E, tra le altre cose, sei finito sulle prime pagine dei giornali perché hai ricevuto la telefonata di una persona molto importante. Stiamo parlando di Papa Francesco. Come è successo? Avevo scritto una lettera a Papa Francesco, così perché mi piaceva come Papa e volevo farglielo sapere, insomma. E che cosa gli hai scritto? Ma non gli ho scritto proprio questo. Semplicemente che mi piaceva quello che stava facendo, il messaggio che stava portando, e poi ho chiamato. E chi c'era a casa quando Papa Francesco ha chiamato? Ma ha chiamato direttamente lui o un suo segretario? C'era a casa mia mamma. Laura, allora sei chiamata in causa, devi dirci che cosa ti ha detto. Ha chiamato direttamente lui. Papa Bergoglio. Sì, senza intermediari, diretto. Era un poco prima di mezzogiorno e io ho risposto e lui molto tranquillamente, serenamente mi ha chiesto, pensava di parlare direttamente con Sammy e mi fa: ciao Sammy, e io gli dico: no, guardi, io sono la mamma di Sammy. Oh, mi scusi signora, io sono Papa Francesco. E lì sono entrata in panico. Posso darti del tu come certo, posso dare del tu ad Amerigo e a Sammy? Ecco, ma che cosa hai pensato? Non hai pensato al momento che fosse uno scherzo? No, si sente subito che è la voce di Papa Francesco, però lì per lì no, non ho pensato proprio uno scherzo. Mi sono sentita sciogliere perché in quel momento sì. Pensavo: ma come, Papa Francesco che chiama a casa nostra? E sì, sono entrata in panico, non
non sono più riuscita a tirar fuori parole. Lui probabilmente ha anche capito il mio imbarazzo e mi ha spiegato che aveva ricevuto questa lettera di Sammy e voleva semplicemente ringraziarlo e parlargli un po' assieme, e poi lui mi ha chiesto quando poteva richiamare senza disturbare, e ho detto mamma mia, a me chiede di non disturbare. Come fa un papa a disturbare? Sì. Ci stiamo chiedendo. E poi l'ha chiamata la sera. È stato puntuale. Puntualissimo, puntualissimo. Quindi tu gli avevi detto, guardi, Io avevo detto, come ma ti sei guarda, rivolta a lui, sua santità? Come... Vieni un po' no. curioso perché dovesse capitare a me, cioè dico, non è facile. Sinceramente non mi ricordo, io so, alla fine della telefonata gli ho chiesto scusa perché non riuscivo a trovare, a dirgli niente. Gli ho detto guardi, io mi scuso tanto ma non riesco a parlare, c'ero talmente in panico. E io avevo detto guardi, anche alle 2 lui rientra, mangia, dalle 2 è libero, e lui mi fa no, io alle 2 sono in riunione, vabbè, anche più tardi. E poi ho chiamato un po' prima delle 7. E quando ha suonato il telefono, quando ha squillato il telefono, Sammy, tu hai immaginato subito che fosse lui, all'ora prefissata? Mi avevano avvisato. E cosa hai detto quando la mamma, quando sei tornato da scuola immagino, ti ha comunicato che il Papa ti aveva cercato? Avevo appena finito di mangiare e lui credo di avermi dato la forchetta così. No, ero sulle spine tutto il giorno perché... Ti aspettavi questa telefonata? E poi ha chiamato. E Al telefono di casa, scusami? Sì. Anche là senza intermediari, direttamente lui. E niente. E la prima parola che lui ti ha detto? Ciao, sono Papa Francesco. E tu? Sono Sammy, ha detto. E come ti sei rivolto al pontefice? Come... Poi io sono abituato a dare del tuo a tutti, comunque. Quindi hai dato del tuo al Papa? Sì. Però no, lui è una persona molto semplice e terra terra, insomma. Mi ha messo subito a mio agio e credo sia una grande dote che ha. Comunque è stato come parlare con un amico. È un grande amico di tutti, è vero? Sì. Anche tu hai tanti amici però, Sammy, vero? Certo. E quando hai messo giù cosa hai pensato? Ero felicissimo, ancora un po' incredulo e niente. Gliel'hai detto ai tuoi amici? Beh, mi sono preso un po' di giorni per somatizzare la cosa, perché sino che il giorno dopo dicevo è successo realmente o no. E poi gliel'ho detto, anche se l'avevano già letto nei giornali. Giornali, in effetti. Ma i tuoi amici non hanno creduto che stessi facendo l'ennesimo scherzo? Perché sappiamo che sei un giocherellone, Sammy. Non ho creduto. Ti hanno creduto subito? Sì. E a proposito dei tuoi amici, abbiamo anche noi uno scherzo, o meglio, abbiamo una serie di sorprese per te questa sera. Partiamo proprio da un tuo caro amico che ha detto voglio essere anch'io in trasmissione e come me tanti altri amici di Sammy, non possiamo farlo di persona perché lo studio, gli impegni scolastici non ce lo consentono, però c'è un modo per raggiungere il nostro amico Sammy. Vediamo. Ciao Sammy, sarei un po' sorpreso di vedere un mio video selfie da solo, visto che fino ad oggi li abbiamo fatti sempre insieme, ma abbiamo deciso, non solo io ovviamente, insieme a dei tuoi conoscenti e amici, che dopo vedrai, di farti una sorpresina e registrare questi video messaggini in cui vogliamo dire qualcosa di speciale su di te, anche se le cose su di te sono sempre speciali perché e abbiamo deciso di farlo tutti separatamente perché come sai siamo uno a Milano, uno a Padova, viviamo un po' situazioni universitarie difficili. Lo conosci? Quante ne avete combinate con Riccardo, Sammy? Tante. Ma ce le ha raccontate però Riccardo, sai? Sì. Attenzione, attenzione. Riccardo chi è?
tuo compagno del liceo. Sì, Tu hai frequentato il liceo scientifico, dove a Tezze, dove tu abiti? A Bassano. E adesso, lo ricordiamo per i nostri telespettatori perché non l'abbiamo ancora detto, frequenti vado all'università a Padova, faccio fisica. fisica, che è quella fisica tosta in sostanza. Abbastanza. Come te la cavi? Sei un secchione? No, no, assolutamente no. Vabbè. Però al liceo mi hanno detto che c'eri molto vicino. No. Allora, incontreremo poi i tuoi amici perché ci sono tutta una serie di sorprese che andremo a vedere con calma. Partiamo da Laura, dalla tua mamma. Laura, quando vi siete accorti che c'era qualcosa che non andava quando Sammy era piccino, in sostanza? Che non andava, però non pensavamo mai una cosa di questa portata. Cioè, lui è nato con 3 settimane di anticipo e dunque erano molto evidenti i capillari e queste cose, però i dottori che lo avevano visitato mi avevano detto: guarda, non ti preoccupare, gli manca ancora uno strato di grasso, però tutto normale, nato sano, test andavano bene, la gravidanza era stata regolare, regolare, così. nessun problema, il parto naturale, tutto perfetto, e siamo tornati a casa con il nostro fagottino. Sì, l'inizio tutto bello, poi però i primi segnali, però ripeto, che non è riconducibile a una patologia come questa, sembravano tutti problemi che poi pian pianino si andavano a risolvere. All'inizio io, da mamma inesperta, scusa, perché è il mio unico figlio, dunque certo. molto inesperta, lui era nato un po' prematuro, dunque un po' sottopeso, ha iniziato subito a mangiare molto e dunque era diventato molto tonico. Per me era una cosa, caspita, ho detto: guarda il mio latte come lo fa crescere, e invece non era così. Lui è stato ricoverato che aveva poco meno di 3 mesi per sospetto di edema linfatico, perché praticamente i liquidi ristagnavano dentro al suo corpo. Praticamente lui si è rispessito, la cute era troppo tesa, dura, era troppo duro, i liquidi rimanevano dentro. Ed era questa malattia o era questa malattia genetica che poi avete scoperto successivamente? Poi abbiamo scoperto che altri casi come Sammy erano iniziati come lui, insomma, e ricoverato con questo sospetto e poi dimesso con scleredema infantile, una cosa che si sarebbe risolta, come è successo in un paio di anni. Vabbè, superato anche questo, Sammy quanto aveva? 3 mesi. 3 mesi, era piccino. 3 mesi, piccino. L'abbiamo riportato a casa, abbiamo iniziato la nostra vita normale, così, e poi a 6 mesi invece c'è stato un brusco rallentamento della crescita posturale e staturale. Lui mangiava, faceva tanti pastini piccoli, però non cresceva più, e dunque lì abbiamo iniziato ancora a fare portato dal pediatra, immagino, sì, le solite trafile, il pediatra? Sì, veniva visitato regolarmente, abbiamo iniziato poi a portarlo all'Università di Padova, a fare esami più specifici, test e così. Anche lì è andato, vabbè, mi dicevano... Molto vaghi sulla diagnosi? Sì, molto vaghi, crescerà, inizierà, però lui niente. Siamo andati avanti così per un paio di anni, sempre con qualcosina che non andava, però non sapevano mai collocare. Alla fine il pediatra ha iniziato a dirmi che vedeva in Sammy delle fisionomie particolari, però che non riusciva anche lui a collocarle,
Quindi una malattia, scusami Laura, che neanche i medici conoscevano. È troppo, i nostri troppo medici. rara. Troppo rara. E il mio pediatra ha visto solo Sammy, l'Università Pediatrica di Padova ha visto solo Sammy, cioè tutti i specialisti che hanno visto Sammy era il primo caso che vedevano, dunque difficile. E alla fine abbiamo fatto una visita genetica, che lui aveva 2 anni e 1 mese, e in quell'occasione ci hanno fatto la diagnosi. Ci fermiamo solo un attimo per una brevissima pausa di pubblicità e poi scopriremo questo impatto, l'impatto che c'è stato per i genitori, per Laura e Amerigo quando Sammy era ancora piccino. A tra poco, con Storie di famiglia e la storia del nostro Sammy, eroe quotidiano. Eccoci nuovamente in studio con Storie di famiglia e la storia di Sammy Basso, questo ragazzo di 19 anni di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Un eroe l'abbiamo chiamato, un eroe perché sta portando avanti con estremo coraggio, con l'aiuto naturalmente di mamma e papà, questa malattia stranissima, una malattia genetica, ci sono solamente 4 casi in Italia e si chiama progeria, una malattia che è stata diagnosticata a Sammy quando era piccino dopo un test genetico, vero Laura? Amerigo, quando ve l'hanno comunicato l'esito di questo test, Amerigo? L'esito del test ce l'hanno dato immediatamente, cioè fatto la visita genetica a Padova? A Padova, sì, visita morfologica, perché a quel tempo non si avevano neanche gli strumenti diagnostici per diagnosticare sul gene questa malattia. Ci hanno detto dopo un quarto d'ora di visita che Sammy aveva la progeria. Noi abbiamo chiesto cos'è la progeria, perché alla fine anche per noi era una malattia sconosciuta, e ci hanno spiegato cos'era questa malattia, cosa comportava, e quindi con tutte le conseguenze che Sammy avrebbe avuto con questa malattia. Laura, come l'hai presa? Non eravamo pronti a questo. Avevamo fatto tante visite, tante cose per Sammy, avevamo detto ok, facciamo anche questa, superiamo anche questa come tutte le altre, e nessuno ci aveva detto vabbè, sempre una visita genetica, preparatevi perché probabilmente una mazzata, cioè non avremmo mai pensato una cosa così. Sammy aveva 2 anni? 2 anni e 1 mese, sì. Tu in quel momento ti sei messa a piangere? No, non ho avuto la forza di piangere. No, io mi ricordo che in quel momento, quando ci hanno detto che Sammy aveva la progeria, ci hanno spiegato un po', loro sono usciti e ci hanno lasciati un po' da soli, e noi due ci siamo guardati come per dire adesso che si fa? Veramente probabilmente in quel momento non ero neanche cosciente di quello che c'era stato detto, cioè era talmente una cosa al di fuori, impensabile. Dopo con i giorni abbiamo capito veramente. Avete chiesto aiuto all'ospedale quindi? Allora, quando in quello stesso giorno ci hanno detto cosa aveva Sammy, cosa saremmo andati incontro, cosa sarebbe stata la vita di Sammy, e poi ci hanno detto che non c'erano cure, non c'era ricerca, non c'era niente, e ci hanno salutato dicendoci ci dispiace, non c'è niente da fare, ci rivedremo quando Sammy avrà 6 anni per i controlli annuali al cuore, che è l'organo più colpito da questa malattia. Basta, siamo tornati a casa. E vi hanno lasciato così in balia di voi stessi? Scusatemi il termine, però mi sembra veramente dal vostro racconto molto triste. E
quello che ci ha fatto più male, perché in quel momento ci siamo sentiti veramente soli, perché nessuno ci poteva dare qualche risposta, qualcosa di più, niente, assolutamente niente. Sammy aveva 2 anni, Sì. si era accorto della vostra angoscia, delle vostre paure in quei momenti? C'è un bambino, figuriamoci. Sì, probabilmente Poi sì. Sammy Nei particolarmente giorni, sensibile, sì, intelligente, sì. quindi... Nei giorni a seguire sì, io mi ricordo che stavo molto attenta quando c'era Sammy vicino. Probabilmente in quell'occasione non mi ero accorto che lui mi stava guardando e io piangevo. E lui mi è venuto vicino e mi ha detto: mamma, ma perché sei triste? Mi fai un sorriso? E probabilmente lui aveva capito che c'era qualcosa che non andava. E... Da quel momento hai capito che bisognava, assieme ad Amerigo, lottare con i denti sì, fino all'inverosimile. Sì, certo. I passi successivi non l'avete aspettato, i 6 anni di Sammy? No, per un... no, assolutamente no. Non era... no. Non si poteva aspettare, anche perché conoscendo la malattia sapevamo che ogni giorno era un giorno perso, cioè bisogna correre, non c'è tempo da perdere. Internet non c'era o sì? Poco. Internet praticamente c'era pochissimo, diciamo niente, e quindi è anche una cosa ancora più angosciante, perché in quei tempi, 17 anni fa, per 17 anni fa, Internet sembrava fosse la panacea di tutti i mali, che si trovasse di tutto e di più. Esatto. E invece su questa malattia non c'era proprio niente. C'era una piccola pagina, mi ricordo, c'era una piccola pagina che parlava di invecchiamento precoce, ma un trafiletto proprio, cioè non diceva niente. Che si trovava all'epoca nei libri di genetica. Io mi ricordo che la genetista che ha fatto la diagnosi a Sammy si ricordava di una foto di un bambino con progeria che lei aveva visto sfogliando il suo libro di genetica, e lì ha associato, è stato un colpo di fortuna, perché è molto difficile fare la diagnosi non avendo niente in mano, cioè 17 anni fa parliamo, cioè, sembrano niente, però in questo campo è veramente un abisso. In questi anni si sono fatti passi da gigante su questo. Tornando a questa malattia, una malattia, il corpo è un corpo da vecchio, ma il cervello, abbiamo visto, poi ascolteremo anche dagli amici di Sammy, è assolutamente, anzi multifunzione, possiamo definirlo così. Sì. Veramente è iperattivo soprattutto. Sì, sì, sì. Sì, la malattia intacca praticamente tutto il corpo, tutti gli organi, però il cervello no, anzi. Hai cominciato ad andare a scuola, la materna, fatta la materna, sì, Sammy? sì. Come ti sei trovato alla materna? Ti piaceva? A me non piaceva la materna, è stata la materna. Ho sempre pianto per andare all'asilo. Però poi... Lo faceva per far star male la mamma. È come tutti i bambini piccoli, sì. penso. Poi gli si divertiva. Poi le elementari invece, di solito le elementari piacciono di più ai bambini intelligenti perché hanno modo di esprimere se stessi. Lì come ti sei trovato? Io ho avuto sempre un po' di repulsione per la scuola. Sì, non sembrerebbe, adesso stai facendo fisica all'università. Mi sono trovato bene sempre, sia con i compagni che con le maestre. Non ci sono mai stati momenti in cui ti hanno detto: ma Sammy, perché tu sei così? Cioè, tu sei sempre stato così, i capelli non li hai mai avuti? Ti hanno mai chiesto: ma perché tu non hai i capelli, Sammy? Beh, con i miei compagni no, perché insomma fino a quando ero bambino poi sono cresciuto con loro. Dunque, insomma, è stato Sempre avuto un grande rapporto, sì. sia alle materne, sia alle elementari, poi alle medie. Diciamo che dall'asilo alle medie ho sempre avuto gli stessi compagni più o meno, perché nel paese La grande scoperta degli amici è stata alle superiori. c'è stato è stata la prima volta che diciamo, sono andata in una classe con nessuno che conoscevo. Il primo impatto, il primo giorno di liceo, com'è andata? Ero curioso, è andato bene. E qual è stato il periodo più bello della tua scuola, cioè del tuo ambito scolastico?
Credo che la terza e la quarta superiore siano i momenti più belli. Quindi il momento del liceo. Sì, perché non sei un bambino, però non sei neanche pienamente adulto, insomma, sei una mezza via comunque. Del momento delle tante scoperte. Sì. Allora, ti avevamo anticipato una serie di sorprese e queste sorprese adesso pian pianino stanno arrivando. Abbiamo visto Riccardo, questo tuo amico, che si è fatto un po' promotore di questa nostra iniziativa all'interno di Storie di Famiglia, e noi adesso, un po' alla volta, sentiremo alcuni dei tuoi amici, dei tuoi compagni del liceo. Adesso ti facciamo sentire Pier Silvio e Silvia, e loro ci hanno detto come tu sei riuscito a trasmettere, al di là della tua simpatia, della tua amicizia, anche questa serenità nell'approcciarti agli altri ragazzi. Prego quindi Italo Morao di mandare in onda il contributo numero 6. La mia esperienza con Sammy è durata 5 anni di liceo e devo dire che è stata una fortissima lezione di vita. Mi ha insegnato soprattutto ad apprezzare delle cose che si danno per scontate, e a partire dalle più semplici. Infatti la semplicità è proprio una delle caratteristiche predominanti in Sammy. Inoltre mi ha colpito moltissimo la sua capacità di creare un rapporto di amicizia sincero e molto profondo con chiunque, abbattendo qualsiasi barriera che ci sia tra lui e gli altri. Appena lo conosci, ti colpisce subito l'anima, senza farti mai pesare la sua malattia, anzi te la fa vedere come un grandissimo dono. Con la sua grandissima simpatia e il suo sorriso sempre stampato sulle labbra, ha trasformato le nostre lezioni in veri e propri palcoscenici di Zelig. Allora potresti fare l'attore se non ti va bene come fisico. Quante ne hai combinate, Sammy? Sì, parecchie. Ce ne racconti qualcuna tu o lasciamo che si esprimano i tuoi amici? Lasciamoli continuare, ma è interessante. Allora vogliamo scoprire che cosa hai combinato all'interno del liceo in una delle tante lezioni, e allora adesso prego sempre il nostro Italo di mandare in onda il contributo numero 8. Uno dei momenti in cui ho riso di più con Sammy sia stato in gita a Berlino, quando eravamo in stanza assieme. Io avevo appena finito di farmi la doccia ed ero convintissimo di essere in camera da solo. Sammy invece si era nascosto sotto le coperte e ad un certo punto è saltato fuori in mezzo al silenzio facendomi paura, e io ho preso uno spavento tale che sono caduto per terra e mi sono rialzato, sì, dopo 5 minuti buoni di risate. Tra le varie risate fatte in questi anni mi ricorderò per sempre la scena quando si è nascosto sotto la cattedra con una specie di cappellino cuffietta in testa, e quando è entrato il professore lui è sbucato fuori e lì risate a non finire, e ogni volta che penserò a questa scena mi verranno in mente le risate dei Sammy, che sono secondo me la cosa più bella, la sua cosa più bella. Insomma, le avevi combinate grosse in classe? Abbastanza, sì. E gli insegnanti, consentimi, gli insegnanti come reagivano? Beh, quell'insegnante là come ha reagito? Diciamo che è stato muto per un po' di tempo perché non se l'aspettava. E sul registro non è stato scritto niente? No, fortunatamente no. Che voto avevi in condotta? Lo chiedo a te o lo chiedo alla mamma? Un bel voto. Quindi la simpatia che tu sei riuscita a trasmettere, sì, non solamente ai tuoi amici ma anche agli insegnanti. Sì. Ci sono mai state da parte degli insegnanti delle vie privilegiate nei tuoi confronti, Sammy? Non credo proprio. Anzi? No, nel senso, io ho sempre, cioè, a me non va che ci siano vie privilegiate, voglio fare insomma le cose che fanno tutti gli altri, e da parte loro non c'è mai stato né un privilegio né come dire. Non ci sono state delle agevolazioni in sostanza, sì, ma neanche non ci sono stati dei puntamenti nei tuoi confronti, esatto, in sostanza. Questo ragazzo ha tanti lati positivi.
lo abbiamo scoperto, poi lo scoprirete attraverso gli altri video che i tuoi amici ci hanno inviato sempre via WhatsApp, ma c'è qualcosa di negativo in Sammy? Non so se sia una cosa negativa, ma è molto testardo. Anche lì il pro e il contro, cioè tante volte fa bene essere testardi, però tante volte, ragazzi, si fa una fatica. Però vabbè, qualcosa ci deve essere. Ma la tua testardaggine è importante perché non è facile, so che tu hai anche una vita abbastanza impegnativa, spesso vai dal fisioterapista, mi confermi? Sì. Insomma, fai parte anche di una sperimentazione di cui parleremo più tardi, ti fai ogni tanto un giretto in America, a Boston, quindi insomma è molto impegnativa. Se non fosse per la tua testardaggine e sicuramente anche quella dei tuoi genitori, la caparbietà dei tuoi genitori, probabilmente certe cose non riusciresti a farle. No, sì, credo che la mia testardaggine che insomma l'ho passata loro, nel senso. Grazie. È colpa di Laura e Americo. Quindi il papà non l'ha escluso. Noi ci fermiamo, Sammy, consentici un altro breve break pubblicitario e poi torneremo in studio sempre con il nostro simpatico Sammy. Eccoci nuovamente in studio con Sammy Basso, questo ragazzo di Tezze sul Brenta in provincia di Vicenza. Sammy ha una malattia genetica rarissima, solo 4 casi in Italia, una malattia che lo fa sembrare vecchio fisicamente, però dentro di sé ha uno spirito eccezionale, lo abbiamo scoperto attraverso lui, la sua mamma e il suo papà che sono qui ospiti con noi questa sera, ma anche attraverso i suoi amici. Mamma Laura mi diceva che uno dei difetti di Sammy è un po' la testardaggine. E altri suoi amici che ci hanno inviato questi video su WhatsApp, quindi la qualità non è proprio eccellente, però questi sono i mezzi dei giovani di adesso, ha trovato altri difetti al nostro Sammy. Vuoi che li scopriamo insieme? Ovvio. E allora prego il nostro Italo di mandare in onda il contributo numero 9. La prima cosa positiva che mi viene in mente di Sammy è che è una persona molto creativa, si impegna sempre, anche nei progetti che abbiamo con lui si è sempre impegnato, ha sempre messo il suo, quindi è 20 punti da quel punto di vista. Una cosa negativa però, collegata a quello, è che è un cane con gli errori ortografici e lui lo sa bene, glielo dico sempre. E infine la cosa migliore in assoluto di lui è che è un grande esperto di cucina, in particolare del gatto in teccia. Adesso vogliamo scoprire la famosa ricetta del gatto in teccia. Questa era la battuta del tuo amico. Ma che passioni hai, Sammy? A cosa allude Alberto? Passione della cucina, dice. A me piace mangiare bene da buon italiano. Poi... Ma perché ha detto questo del gatto in teccia? Perché voi siete vicentini? Siamo vicentini manierati. Quindi? Siamo forti di un folklore molto radicato. E quindi molto conosciuto. Tu quali altre passioni hai, Sammy? Beh, io ho una passione generale per tutta la scienza. Mi piace disegnare, mi piace dipingere, leggo tanto e sì, insomma. I tuoi libri preferiti, i generi? Beh, dipende dal periodo. Cioè, non sono fossilizzato su un genere particolare. Harry Potter, so che hai letto. Sì, ho letto molti fantasy, poi dipende, passo un po' da storie vere. Il cinema? Perché mi sono informata bene. Sì, vedo. Hai la passione del nuoto, ogni tanto vai a nuotare, abbiamo anche qualche foto di te che nuoti. Nuoto. Quindi insomma, di passioni ne hai. Sì, ne ho tante, mi piace. Che cosa sono per te i tuoi amici? Beh, i miei amici, tutti i miei amici, ognuno credo siano quelli che danno sapore alla nostra vita, insomma.
le persone care, sì, senza di loro non siamo niente. Cioè, anche se facciamo una cosa di grande, se non abbiamo nessuno con cui condividerla, con cui gioire insieme, con cui anche, non so, fare un brindisi è poca roba. Non conta nulla farlo da soli, vero Sam? Sì, è sterile come cosa. Tu che cosa pensi che i tuoi amici pensino di te? Hanno una mente molto contorta, quasi tutti i miei amici, devo dire. Sei un po' preoccupato? No, perché no. gliel'abbiamo chiesto e adesso ce lo dicono. Bene. Ti spaventa la cosa? No, sono curioso. Sei abbastanza curioso. Sì. E allora adesso chiedo a Italo di mandare in onda il contributo numero 7. Vediamolo insieme. Sammy è una di quelle persone con cui, anche se non vuoi, entri subito in sintonia. Da quando l'ho conosciuto è stato subito un'amicizia vera, una di quelle amicizie che ti porti avanti e che continuano anche adesso, che purtroppo non ci vediamo più ogni giorno. Quando penso a Sammy mi vengono in mente sostanzialmente due parole. La prima è energia, perché Sammy è un ragazzo con una carica unica e davvero penso siano poche le persone che come lui con un sorriso riescano ad accenderti la giornata. Se c'è una cosa che mi piace di te, Sammy, è la tua testardaggine. Infatti se ti impunti su una cosa è difficile farti cambiare idea. Infatti capita a volte che ti arrabbi e che butti per terra i joystick e i telefoni degli altri come se niente fosse. Però credo che questa sia una qualità importante, perché vuol dire che non ti arrendi mai e affronti ogni situazione con sicurezza e orgoglio. Stai ridendo, Sammy, per questa storia del joystick e del telefono altrui? No, perché ero a casa di Nicolas, allora subito ci siamo messi a giocare con la PlayStation e da fuori mi è scappato 2 o 3 volte il joystick, allora per terra. Avevo il telefono scarico, dunque ho chiamato lei con sempre il telefono di Nicolas, ho fatto così, fam, e mi è caduto di nuovo il cellulare. È andato Povero Nicolas, era la sua giornata negativa. Sì, un cristallo negativo sulle mie mani, mi faceva scivolare qualsiasi cosa. In quel momento non stava andando tanto bene. E c'è un altro messaggio divertente, sempre che ci è stato mandato dai tuoi amici, un'altra ragazza, si chiama Elena e André, numero 11, Italo. Ciao Sammy, quando penso a te mi viene sempre in mente questa canzone. Soffice Kitty, calda Kitty, bell'uccetto tu. Ok, a parte quando mi canti questa canzone mi fa sempre ridere, penso tu sia una delle persone più solari che io conosca. Sammy, io invece ti ringrazio perché mi hai insegnato che qualunque problema o impegno abbia una persona, un'oretta per giocare a Clash of Clans riesce sempre a trovarla. Ciao Sammy, ti voglio bene. E questi chi erano? Che sono dei tuoi compagni, quindi. Compagni, sì. Ma ne è rimasto qualcuno di tutti questi amici che ci hanno inviato i video che frequenta con te adesso la facoltà di fisica o ti sei trovato da solo a Padova? No, sono trovato da solo. Ma non ti sei preoccupato? No, cioè loro continuo a sentirli, dunque, e poi per il resto conoscerò gente nuova. Bravo, questo è proprio una bella cosa. Laura, abbiamo visto questo Sammy con tantissimi amici, è una caratteristica che Sammy ha avuto fin da bambino, cioè fin da quando era piccino, quello di condividere con gli altri ogni momento della propria vita. Lui stesso ha detto: se non si riesce a condividere con gli altri, tanto vale non viverlo quel momento. Sì. Raccontaci del rapporto che aveva Sammy da piccino, cosa che magari lui adesso non si ricorda. Perché... Ma cioè, con Sammy nessuno mai ha avuto difficoltà, problemi, cioè lui si fa voler bene da subito, non c'è mai stato nessun tipo di problema né dall'asilo né in tutte le scuole che ha frequentato, anzi tutti quanti dicono che cioè, avere Sammy in classe, nel gruppo, è un qualcosa in più. Lui non fa mai pesare la sua diversità, anzi diventa qualcosa in più
E poi gli altri, lo abbiamo sentito, Sì, gli stessi suoi amici hanno detto averti conosciuto per noi è stato veramente una cosa importante perché ci ha fatto rendere conto che tutto si può superare, che se Sammy ce la fa, ce la facciamo anche noi. Ce la fanno vero, tutti, Sammy? è vero, ma è quello che mi dicono tutti che quando conoscono Sammy, Sammy gli dà questa energia, gli fanno capire il vero senso della vita e il non sprecare mai niente, mai in una giornata niente. E fin da piccolo lui non ha mai avuto problemi, cioè sia con bambini, adulti, vecchi, lui sta bene con tutti e gli altri stanno bene con Sammy. È una cosa stranissima perché specie nei bambini, i bambini con gli adulti e i vecchi un po', invece lui no. Amerigo, voi siete sempre andati d'accordo con gli amici di Sammy? Sì. Sì, beh, a parte che Sammy ha un occhio abbastanza clinico su chi scegliersi le persone come amici, cioè lui inquadra subito le persone e ti dice quella persona mi piace oppure non mi piace, cioè te lo dice in faccia e ci azzecca quasi sempre, diciamo. Sì, no, ma con gli amici di Sammy ci siamo sempre trovati bene, sempre cari ragazzi, soprattutto adesso quelli del liceo sono stati fantastici, però anche con quelli più grandi o persone ragazzini piccoli, lui lega sempre con tutti e sì, un ragazzo molto socievole. Sammy, lo sai che i tuoi amici ci hanno mandato un video e ci dicono come sono mamma e papà? Stavolta facciamo lo scherzo anche da Amerigo e Laura. Lo vediamo insieme e allora chiedo al nostro Italo di mandare in onda il contributo numero 10, così scopriamo anche cosa pensano gli amici di Sammy, di Laura e di Amerigo. Ho avuto l'opportunità, sono stato fortunato, ho potuto conoscere benissimo anche i tuoi genitori, che devo dire sono il tuo specchio, sono te trasformato in due persone adulte, e intendo sono entrambi abbastanza testardi, sono due persone forti però molto sensibili, molto sincere, e ho potuto apprezzarle appieno, diciamo. La realtà più assoluta, e tengo a precisare che nessuno di voi aveva visto questi video prima, vero Sammy? Quindi tu confermano anche i tuoi amici, la tua testardaggine viene da mamma e papà. Non c'è dubbio. Te l'ho detto? Che lui adocchia le persone subito così tanto. E vede e le individua. Sammy, abbiamo visto i tuoi amici e sappiamo che durante il periodo del liceo avete avuto modo anche di parlare in classe delle malattie genetiche in genere, perché la progenie è una malattia genetica, ma ce ne sono tante altre purtroppo. Tu ti sei esposto quindi di fronte a tutta la scuola, non solamente nell'ambito della tua classe ma addirittura a tutta la scuola. Com'è andato quel giorno? Raccontaci. Da Ponte facciamo molte assemblee d'istituto dove... Il liceo da Ponte si chiama questo, il liceo scientifico. Jacopo da Ponte. E in queste assemblee non solo vengono ospiti esterni ma anche gli stessi alunni, tengono dei laboratori e chiunque nella scuola può andare a sentirli. Si parlava di malattie rare e un tema un po' più ampio in cui cadevano dentro. E insomma, io avendo una malattia rara ero anche, in prima persona potevo esprimere la mia opinione, il mio punto di vista e anche rispondere alle domande che hanno gli altri, dunque mi sembrava... La domanda che ti ha più colpito tra i tuoi compagni? Beh, in realtà tutte sono... Non c'è una domanda che mi ha colpito di più. Ti sei sentito protagonista quel giorno? Perché alla fine sei un po' abituato, perché sei sulle prime pagine dei giornali molto spesso, non solo per il Papa. Sì. Beh, sì, un po' protagonista sì, più che altro anche la responsabilità di dire le cose come stanno. E sappiamo anche che hai avuto il coraggio all'interno di un convegno che c'è stato di recente a Montegrotto, un convegno europeo, vero Amerigo, sì, sulla progeria. Sì. Sammy, di fronte a professori, comunque luminari in materia, si è esposto
ed è stato bello perché ho letto in un articolo che uno degli scienziati ha detto ci è sembrato di sentir parlare uno scienziato. Ecco, questa forse è la foto di Sammy quando voi c'eravate quel giorno. Sì, questo però è successo a Vienna, un convegno per la chiusura di un triennio di studi sulle laminopatie e proprio come chiusura il professor Novelli, Giuseppe Novelli di Roma, ha voluto che Sammy parlasse ai ricercatori per chiudere questo convegno. E effettivamente Sammy è stato all'altezza del compito, ha dialogato con gli scienziati in maniera molto molto elevata. Quindi... Non ti sentivi un po' intimorito, Sammy? Beh, gli scienziati in realtà sono una casta un po' a parte, nel senso sembrano tutti cervelloni eliminati dal mondo. In realtà sono molto più semplici di quanto si pensi. Però è stata sicuramente un'emozione, insomma, là c'erano luminari da tutto il mondo e sì. Anche perché si parlava degli importanti risultati che ne parleremo adesso, subito dopo una breve pausa di pubblicità, perché è stato scoperto il gene della progeria, vero? Sì. Vero? Sì. Ne parliamo subito dopo una brevissima pausa di pubblicità. Eccoci nuovamente in studio con Storie di famiglia, la storia di Sammy Basso con mamma e papà Laura e Amerigo. Sammy ha una malattia genetica, la progeria, il cui gene però è stato scoperto di recente. Quando è stato scoperto, Laura? È stato scoperto nel 2003, 2004. 2003-2004. Sì. Sospiro Subito di sollievo dopo... questo per voi? Sì. Sì, anche perché poco prima c'era stata la mappatura del genoma, dunque già lì una cosa, e si sono aperte le strade a 360 gradi. E poi si pensava che per arrivare a scoprire il gene che provoca questa malattia, minimo 10-12 anni avevano detto. Invece nel 2003-2004 già avevano fatto questa scoperta. I tempi si sono accorciati di molto? Lì è stato, anche gli scienziati hanno detto che era praticamente un miracolo scientifico, perché era una cosa mai vista in tempi così brevi, cioè una cosa incredibile. È scoperto il gene, è tutta un'altra storia, da lì si può fare ricerca veramente mirata. Dove è stato scoperto il gene, Amerigo? Il gene è stato scoperto negli Stati Uniti, all'NIH, se lo contendono un po' con Marsiglia in Francia, però diciamo che se lo sono scoperti in contemporanea, ecco, non facciamo distinzioni. Per noi che lo abbia scoperto l'uno o l'altro non fa differenza, l'importante è che sia stato scoperto, perché qui effettivamente con questa scoperta i ricercatori si sono indirizzati proprio su quel gene, quindi ricerca mirata e cure, soprattutto sperimentazioni mirate su questa malattia. Voi in America c'eravate già andati prima del 2003? Sì, noi abbiamo iniziato ad andare negli Stati Uniti dal 2000 agli incontri mondiali sulla progeria. Lì abbiamo conosciuto la dottoressa Leslie Gordon, che ci ha praticamente, lei aveva un figlio con questa malattia e quindi anche lei cercava qualcosa, perché anche lei non sapeva niente di questa malattia. Loro hanno fondato un'associazione nel 1999 e con molti progetti, loro essendo anche medici avevano già individuato come muoversi, e noi abbiamo aderito ai loro progetti da subito. Quindi nel 2001 abbiamo dato tessuti genetici per fare gli esperimenti, poi nel 2003 è stato scoperto il gene, quindi da lì si è aperta proprio la strada alla ricerca. Nel 2007 c'è stato l'inizio del primo clinical trial, una sperimentazione con un farmaco sperimentale che attualmente è in corso, quindi una bella cosa. E tu, Sammy, a proposito di sperimentazione, cosa mi dici?
Sei chiamato in causa alla grande? Sì, ho cominciato a farla da subito. E ecco. In cosa consiste? Sono delle medicine, delle terapie? Delle pillole che prendo tutti i giorni. Uno è un inibitore della trasferasi, le altre sono statine. E lavorano su due fronti. Uno lavora a livello genetico, dunque per andare a correggere il principio del problema, l'altro va a correggere gli effetti del problema, insomma. E è stata una manna, nel senso che gli scienziati hanno fatto un lavoro incredibile, indicibile, e alla fine è stato ripagato. Loro continuano a ricercare, non si fermano, dunque per adesso c'è questo, però loro continuano a cercarne ancora. Quanti ragazzi stanno facendo questa sperimentazione come te? I casi, abbiamo detto, nel mondo sono pochissimi, Sono 103, attualmente in 80 la stanno seguendo, dunque un gran numero. Certo. E stai vedendo dei benefici, Sammy? Non sono cose che si vedono, sono cose che si provano scientificamente dai test. Effetti collaterali? Effetti collaterali sì, perché a me appena ho cominciato a prendere questi farmaci ho subito sentito lo stomaco che non li sentiva e continua a risentirlo tutt'oggi. E sono effetti collaterali che possono succedere o no. Come un po' tutte le medicine, insomma. Poi con un gastroprotettore magari riesci... no, non sono come tutte le medicine. Non sono proprio come... Sono bombe. Tu hai avuto modo di conoscere tanti altri ragazzi che sono affetti dalla tua stessa malattia. Sì. Il rapporto com'è stato all'inizio? Beh, insomma, quando ero più piccolo la prima cosa che nell'immediato che bisognava fare era giocare. Però insomma sono le uniche persone con cui le uniche persone che ti capiscono sul serio, perché tanti possono comprendere ma non possono capire fino in fondo sicuramente, e dunque sono le uniche persone con cui tu non devi spiegare niente. E è bello perché comunque oltre a essere tutti uguali siamo anche tutti diversi, perché veniamo da paesi completamente diversi, da culture completamente diverse, e anche un modo per crescere anche questo, insomma. Parlavate in inglese? Si parla un po' di tutto, perché io adesso so abbastanza masticare l'inglese, però insomma quello che viene viene. Tu tra l'altro sei la persona, possiamo dire, quella più anziana rispetto a questi 103 bambini? Sì. In tutto il mondo? Sì. Ti senti, hai un primato? Sì. Sei il capofila di questi coraggiosi eroi, come ti abbiamo definito nella trasmissione di oggi. Ci fermiamo per un'altra brevissima pausa di pubblicità e poi l'ultima parte con questo nostro straordinario Sammy Basso. Telespettatori, eccoci in studio con l'ultima parte di questa puntata speciale con una persona con noi in studio altrettanto speciale, Sammy Basso, ragazzo di 19 anni di Tezze sul Brenta. Sammy ha questa malattia genetica, però dal 2007, da quando sta sperimentando questi nuovi farmaci contro la progeria, diciamo che ci sono delle grandi aspettative, vero Sammy? Prima la mamma ha detto si è scoperto il gene ed è stata una sorta di miracolo. Tu credi ai miracoli? Sì, credo ai miracoli. Credo ai miracoli, credo anche che quando l'uomo si impegna per fare qualcosa può fare grandi cose inaspettate e soprattutto impensabili. E possiamo chiamarli miracoli anche questi. Da scienziato. Da futuro scienziato, esatto. Mi sembra una giusta analisi.
Sammy, tu hai conosciuto tanti ragazzi a Boston che appunto stanno sperimentando questi farmaci, però ti sei dato da fare molto nel territorio, quindi qui in Veneto, ma in particolare anche a livello europeo, perché a un certo punto hai detto: ma perché si parla così poco della progeria? E quindi hai fondato un'associazione che prende un po' il tuo nome. Sì, si chiama Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, o AIPROSAB scritta in breve, e diciamo l'abbiamo fondata io e i miei genitori con un gruppo di amici per far conoscere la progeria. I nostri scopi sono appunto far conoscere la progeria, perché se ne parli, perché è importante anche questo, che se ne venga a conoscenza, che i medici ne vengano a conoscenza, ma che tutti ne vengano a conoscenza. E due, lavoriamo per raccogliere fondi da mandare alla ricerca. Dunque sì, ci sono un sacco di gruppi che si sono messi all'opera per darci una mano, un sacco di iniziative, un sacco di eventi, e chiunque può fare donazioni e basta andare sul sito. Stiamo vedendo, il nostro regista sta mandando in onda l'indirizzo email del vostro sito www.progeriaitalia.org. La vostra associazione, come l'hai appena specificato tu, si chiama AIPROSAB, che sarebbe Associazione Italiana Progeria Sammy Basso, e il numero di telefono lo state vedendo, lo 0424 56 12 57. Ci sono state molte iniziative per raccogliere fondi a Merigo. Sì, tantissime iniziative. Quando nel 2005 abbiamo fondato questa associazione non pensavamo di avere tanto successo, di riuscire a avere questi risultati, perché allora si pensava un caso solo, poi nata l'associazione sono venuti fuori altri casi in Italia, quindi una cosa inaspettata, tantissima gente che si è messa a raccogliere fondi, a organizzare eventi, anche piccole cose, una mostra di presepi può essere... Come abbiamo visto l'articolo, esatto. Sì, esatto. Oppure gente che piuttosto di farsi fare i regali a Natale si fa fare la busta e poi le devolve all'associazione, musical, teatro, partite di calcetto, di calcio, cioè tantissime cose che sinceramente non ci aspettavamo neanche noi, ma che la gente sensibile, e nel nostro territorio diciamo che il Veneto è un buon bacino di solidarietà, quindi moltissima gente sensibile si è messa a fare questi eventi per noi, anche cose che noi non sapevamo, ci telefonano, possiamo fare questo, sì, possiamo fare quello. Che bello, è stato... che bello. Alla fine sono sempre venuti loro a chiederci: possiamo fare? Lo vorremmo fare per voi, è possibile? Lanciamo l'appello anche questa sera, chi volesse, i numeri di telefono, gli indirizzi li stiamo vedendo in sovraimpressione, poi naturalmente tutto questo denaro che viene raccolto viene mandato direttamente per la ricerca, in primis per la ricerca, perché specie qui in Italia la ricerca non esiste, non c'è finanziamento da parte dello Stato, niente, e dunque... Com'è? L'unica equipe qui in Italia che scrive la progeria è a Bologna ed è finanziata da noi, diciamo. Sì. È finanziata? Dalla nostra associazione. Sì, non è che ci tiri molto su di morale sta cosa, però noi invece ci tiriamo su di morale perché sappiamo che i nostri telespettatori, soprattutto i nostri veneti, come ha detto Amerigo, hanno un cuore grande, veramente grande, hanno pensato in mille cose per darci una mano, per raccogliere fondi. E anche con i 5 per 1000 ci aiutano, noi cerchiamo sempre di allargare sempre di più, perché veramente i soldi non bastano mai. Le ricerche ricordiamo, sono... prima della scoperta del gene le aspettative di vita che vi avevano dato a Sammy erano di? 13 anni. È stato scoperto questo gene nel 2003 e si è aperta una grande strada verso la speranza, vero Laura? 13 anni, quella era la vita media, poi ogni caso è a sé. Naturalmente è a sé. Certo. Ma non si parlava di sperimentazione quando non c'era, quindi ecco già la sperimentazione non c'era. Una grande speranza. Sì. Poi con la nostra associazione, oltre a raccogliere fondi per la ricerca, facciamo in modo anche di
Nel 2012, come avevi detto prima, c'è stato un incontro qui a Montegrotto di tutte le famiglie europee, e non solo, abbiamo anche per la prima volta qui in Europa fatto il primo meeting scientifico, cioè sono venuti ricercatori da tutto il mondo. E l'avete organizzato voi? Ci siamo organizzato riusciti. e finanziato. Sì. Questa super mamma, hai una super mamma, Sammy? No, abbiamo un super e anche un super papà, un super direttivo. Abbiamo un gruppo di amici molto in gamba, che cioè, il nostro direttivo è molto li vogliamo prolifico. salutare e quindi anche ringraziare pubblicamente questa sera, penso che sia doveroso. Adesso concludiamo con un altro messaggio dei tuoi amici, non spaventarti perché ti vedo un po' preoccupato, non spaventarti i tuoi amici, no. Ecco, allora adesso prego il nostro Italo di mandare in onda l'ultimo, diciamo il penultimo messaggio, perché poi c'è una sorpresa finale. Aver conosciuto Sammy per me è stata una grande ricchezza, perché con la sua allegria e la sua forza mi ha insegnato che nella vita è importante dare sempre il meglio di sé. Come parola che mi viene in mente è coraggio, perché Sammy davvero riesce ad accettare ogni sfida e ogni opportunità, non si fa problemi di fronte a nulla e con caparbietà riesce sempre a raggiungere i suoi obiettivi. Io devo essere sincero, io sono una persona un po' egoista, però quando ero con te la cosa più bella era vederti ridere ed essere felice di quello che stavi facendo. Questo mi rendeva felice quanto te, e per questo mi piaceva stare e vivere questa avventura insieme a te. Sammy, adesso ti facciamo fare l'ultimo commento, puoi salutare quindi i tuoi amici che probabilmente in questo momento ti stanno guardando da casa. Cosa ti senti di dire loro? Beh, intanto li ringrazio, di solito li ringrazio perché sono sempre forti. No, sono senza parole. Abbiamo lasciato Sammy senza parole. È normale, è un evento più unico che raro. È un evento anche per noi comunque avervi avuti ospite, sai Sammy. Grazie di essere stato qui con noi, grazie ad Amerigo Basso, il papà di Sammy. Grazie a Laura Lucchin, la mamma di Sammy. Un'ultima cosa prima di lasciarvi all'ultimo video degli amici di Sammy. Il tuo sogno nel cassetto, oltre a diventare naturalmente un fisico nucleare? Non so. Tanto continuare a fare quello che faccio normalmente. Cioè. Un viaggetto? Un viaggetto ci sto sempre. E poi vorrei anche aiutare gli altri come mi aiutano me. Grazie Sammy. Grazie al nostro Sammy Basso. Storie di Famiglia torna la prossima settimana, continuate a raccontarci le vostre storie agli indirizzi e ai numeri di telefono che avete visto in sovraimpressione. Arrivederci. Fin da quando l'ho conosciuto alle superiori, per me Sammy è stato un grandissimo regalo, perché mi ha insegnato a vedere la vita in maniera diversa, nel senso che se prima magari vedevo la vita in maniera meno profonda, più superficiale, grazie a lui ho imparato a capire che nonostante la vita possa essere bella o brutta, facile o piena di ostacoli, vale sempre comunque la pena di viverla a fondo, perché è la cosa più preziosa che abbiamo, e questa è una cosa che secondo me Sammy ha imparato a fare benissimo. Quindi un abbraccio grandissimo Sammy, mi raccomando studia, perché per arrivare al CERN fase longa, fase dura soprattutto, e continua così. Cose che ti ho già detto un sacco di volte, però vorrei ringraziarti per quello che fai, perché sei, penso non sono l'unico che te l'abbia detto, ma sei di ispirazione per un sacco di persone, lo sai meglio di me insomma. E forse invece una cosa che non ti ho mai detto e che per me è molto importante e che ogni volta che sono stato con te ho pensato è che tu sei il mio eroe, sei un eroe per tutti penso. Quindi ciao Sammy, un abbraccio, anzi no, meglio un batticinque.